Buonasera, benti a TAS. A Novis, incidente mortale, webinare a Grau, Samuele Gregori, 44 anni, all'ere sulla sua bicicletta, quando per causa di accertamento delle bande di carabinieri, il lato quintri, un SUV, viene sbalciato de bici a finire a tiare l'impatto all'estate mortale, gran dolore in te comunità di Grau. È stata una giornata avvilita di che le Spraulis non senza l'ha scritto su Facebook il sindaco Dario Raugna. Samuele era un uomo straordinario e sempre disponibile ante il volontariato, in te vite pubbliche e delle nostre comunità. Il mio pensiero al va in davanti col princittadino, al va ai genitori Siole, Francesco e Sur Serena. E dopo di mesdì si è verificato un secondo incidente mortale. A perdi la vita tra Basiliano e Variano sulla ex strada provinciale 95 all'estate Carlo Battilana, titolare del Friulcarni di Basiliano di 48 anni, residente a Chianfuarmit. In Tarsquintri all'arrestato ferita anche il fica, il viazzave con lui. Salf invece del Zovin conducente di che altre macchine Battilana all'asse la femmina do sfisso un voto sul puesse sono intervenuti gli sguardi del FUD al comando di Udine insieme col personale sanitario. E menacci un vicino di chiesa di lungo di una baruffe condominiale banale, condannate tutte una famiglia di Lignan. Pari Maria e Fissi sono veduti in poni, veti in maniere rispettive di 1 anno e 3 mesi, di 8 mesi, di 7 mesi di reclusione, che questi ultimi due sospinduti con la condizionale per lesioni gravi e menacci con una vicenda che è dalla vostra dal 2017. Tutto il scommercio con la femmina condannate che è schiasse i pans, sports dal balcone, la cragna e colle sono una vicina che ieri da ora stira la bilancia Rietatlan Parsot. Al ciel pari de vittime si lamenta di Cetanfaz, al den aggredito con un martiello da l'omp delle condannate. Non contente la QBA spiete in un culfì l'omp aggredita e gli su dal pronto soccorso colpindolo a pugnis. Diversi disegni sui bossul di Amsterdam che sono stati rinvenuti questa mattina in una scovaccione dei refudons all'Arc Canal a Trieste. Sul posto la polizia per recuperare le attività in corso sui risultati del segreto massimo delle bande dei investigatori. A Chiatai Bosco ha arrestato un cittadino che dopo ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Ai luce degli avvenimenti in Afghanistan e della riattivazione delle rotte balcaniche in Friuli Venezia Giulia arriveranno altri 50 militari per operazione Stradis Siguris. Paraulis dal sottosegretario di difesa Giorgio Molè in regione per sostenere la corsa ai candidati di Forza Italia in regione. Il Friuli Venezia Giulia va in davanti Molè e è una regione che reclama i valori de patria, tanto che proprio di Aquilè al partirà il tren per celebrare il centenario dal milite ignoto. E 37 nuovi infetti a fronte di 2130 tamponi molecolari rapidi e sono questi un numero dall'andamento delle pandemie da Covid in Friuli Venezia Giulia. Una persona è stata ricoverata in terapia intensiva in questi ultimi 24 ore, portando così il totale di pazienza a 11. 44 che invece in altri reparti di medicina e ospedali regionali non si sono registrati decessi. Primo provvedimento di assenza ingiustificata del lavoro per un lavoratore dell'Istituto Stinger di Udine. All'arrivata queste mattine, in tal di che ieri è entrata la funzione la piattaforma nazionale per il controllo del Green Covid. Da notizia Telefriuli è stata la stessa dirigente Monica Napoli. Questo è entrato in classe 160 Arlefs, al primo anno domani toccherà e secondo se gli OIB tutti gli studenti saranno in aule per gestire il gran numero di studenti insieme con le misure anti-Covid. L'Istituto ha di preparare dei container, sintal curtil, pagliarba fur, spazi, spai fantas. La poi parte studenti dal Friuli, Venezia Giulia entrerà in aule Iorbe per le prime di scuole. È arrivata un'altra novità, qual sedi al torni a scuole alla il Green Pass. Il problema riguarda il ridotto i genitori dei frutti delle scuole di infanzia e dei primari. Il dirigente dal terzo e dal quarto istituto con Udine Paolo Denardo al suggeresse di accettare al viarte. Sentinlo. La situazione è un po' difficile in questo momento perché è la questione dal controllo del Green Pass per il personale e che aiuta a funzionare la piattaforma e quindi in nome di controllare che vengono fuori con il bolling ross che non sono in regole. E il problema sarà per i genitori e per tutti che hanno di entrare comunque a scuole, tutti i lavoratori, i responsabili della mens, gli operai del comune che hanno di entrare e hanno di 20 loro il Green Pass e lì sarà un po' difficile da controllare.
È il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, e il sindaco del comune di Tavagnano, Reno Liruti, hanno firmato un protocollo di intese triennale per garantire e assicurare la presenza delle lingue furlane dentro le strutture e dai servizi comunali. Ho sentito l'assessore Ornella Comuzzo. Sono contenta che voi siete arrivati alle firme di questa convenzione con l'Arlef e di fatto il comune di Tavagnà è sempre stato un lavoro attento alle valorizzazioni delle nostre lingue e delle nostre culture. Lo abbiamo fatto in tanti manieri, facendo attenzione alle segnaletiche bilinguali, le presentazioni dai libri, contare le storie ai fruttini in lingue furlane e dunque queste passe che facciamo voi non è niente altro che un nuovo cominciare con gli autori proprio dall'Arlef, cui sicuramente non è niente di migliore che avvalesi di questo contributo. Il mondo di Tavagnà, come tanti altri, ha aderito alla comunità linguistica furlana che permette di fare delle politiche in sinergia con l'Arlef, chiaramente, ma anche con la regione, ma anche appunto tra comuni stessi che hanno la possibilità appunto, di collaborare sulla lingua furlana. Io penso che la capacità che è stata espressa dagli ultimi momenti a poter essere un buon inizio per poter insomma, sviluppare algo che non sparterà avere un pieno riconoscimento della lingua, della nostra marilenga. E si arriva al sport, Nives Forcer Class 1930 e la 9 campionesse italiane master di lancio dal Martiele, la vivarose atlete di 90 anni, ai campionati italiani di atletica leggere, di rieti e derivate, ottenuti in totale 100 titoli nazionali, inclui dal Martiele anche pes, disc, pilot e martielon. Ma proprio in Martiele non è Nives, tesserade per 9 atletiche dal Friuli e ha fatto segnare un straordinario. Cutuardis 95. E alle ridotte, grazie di non sveno ascoltarsi, vedendo domande sere. Mandi.